Buongiorno amici di Calcio Napoli 24 e benvenuti a Castrovillari. Siamo al sesto raduno dei club UANAM. Un buongiorno da Ciro Novellino, Emanuele Bernardo alle riprese video, e questi che vedete sotto la nostra postazione sono i club UANAM, o quantomeno la maggior parte degli appartenenti appunto a UANAM. Tanti club, tanti di questi amici li avete visti sicuramente nel corso del campionato, nella stagione precedente, in quella che ci ha visto vincere il campionato, in quella che invece è stata ed è questa stagione che non è ancora terminata e che terminerà domani. Un saluto da Ciro Novellino, ciao ragazzi, eccoci qua, ci siamo, perché tra pochissimo, tra l'altro dovete sapere che vi porteremo all'interno di questa sala. Noi siamo all'interno di una struttura che racchiude e tiene appunto il club Napoli Castrovillari, ma dentro c'è una mostra. Io la vado a prendere per essere il più preciso possibile, poi tra l'altro potrete vedere anche tra pochi minuti le immagini in anteprima su calcionapoli24.it grazie a Manuel Guardasole e sui nostri social grazie ad Erika Merolla. Sesto raduno UANAM Unione Azzurra nel mondo. La Calabria ci aspetta per un momento ricco di grandi emozioni, ma soprattutto per la mostra Maradona e Mille Couleur dell'artista Salvador Gaudenti, quindi delle immagini davvero spettacolari. La mostra si chiama Maradona e Mille Couleur di Salvador Gaudenti. Nel frattempo con Emanuele Bernardo vi facciamo vedere che c'è anche Francini che balla. C'è anche Carannante, li vedo lì che c'è anche il Pampa Sosa, Roberto Pampa Sosa, eccolo lì, che salutiamo e ci rivediamo tra pochissimo col Pampa, ovviamente, che andremo ad intervistare tra pochissimo, lo aspettiamo ovviamente qui, e quando si parla di Diego Armando Maradona non possiamo non avere il Pampa Sosa. Vedete Sosa, Francini e Carannante, e soprattutto vedete la festa grande di tutti i club UANAM. Vi faccio sentire la loro voce. Oh, li avete sentiti festeggiare, cantare? Oh, eccolo lì, e tutti ovviamente a far sentire la loro voce. Tra l'altro tra pochissimo, come vi ho detto, saliranno dove siamo noi praticamente, perché verrà inaugurata questa mostra di Salvador Gaudenti, Napoli, Maradona e Mille Couleur, richiamando un po' quella che è la storica canzone di Pino Daniele, Napoli e Mille Couleur. Vedete Francini, vedete Carannante, vedete il Pampa Sosa che avremo tra poco ai nostri microfoni, ma vedete soprattutto, potete soltanto vedere, noi stiamo anche sentendo i profumi della Calabria con Emanuele Bernardo, perché c'è nduja, ci sono pomodori secchi, ci sono frittelle sotto la nostra postazione. Guarda, con Emanuele Bernardo vi facciamo vedere la cucina tipica calabrese, con i pomodori secchi, con l'anduia e con qualcuno che va ovviamente ad assaggiare, a differenza di quello che facciamo invece noi, perché non possiamo in questo momento. Tra l'altro sarà una lunga giornata, io vi ricordo che questo pomeriggio dalle 17 in poi saremo all'interno proprio del Napoli Club Castrovillari e saremo qui pronti a raccontarvi, a farvi sentire le appunto parole dei protagonisti. Voglio salutare anche Carmen Pirozzi che ci sta guardando da quel di Giuliano, alla quale stiamo facendo un po' di compagnia visto che è indaffarata con le faccende domestiche. Vedete il Club Napoli Sarno, dalle maglie riconoscete anche il Club Napoli Piedimonte Matese, tutti i club che ovviamente abbiamo ospitato all'interno delle nostre live reaction. Un saluto agli amici di Sarno che tra poco, ovviamente anche più tardi nel pomeriggio, vi intervistiamo qui. Non ci dimentichiamo di voi, nessuno vi dimentica.
un saluto ovviamente a tutti. Intanto lì se la cantano, c'è guardate Luigi, il presidente l'ha voluto fortemente, Luigi, questo sesto raduno a Castrovillari, e l'ha portato, lo vedete ovviamente salutarvi. Un saluto a tutti gli amici dei club ovviamente che ci salutano e ci riconoscono, anche perché giustamente, caro Emanuele Bernardo, li abbiamo avuti tutti quanti ospiti nelle nostre live reaction, come mi dice, devo dire, una persona in particolare. Sentite ovviamente anche un po' di musica napoletana, nel frattempo vedete sempre il Pampa Sosa, Francini e Carannante che sono lì. Ciao ragazzi, un saluto anche a voi, il Club Napoli Pinerolo, il Club Napoli Siano, un saluto a tutti. Ovviamente oggi pomeriggio saremo in diretta 2 ore con gli amici dei club all'interno del Napoli Club Castrovillari. Ora vi racconteremo la mostra, lo faremo anche, magari perché no, Emanuele, passando e vivendo questo inizio di mostra con il Pampa Sosa, con le immagini ovviamente di Diego Armando Maradona, davvero tanta roba. Io voglio salutare anche Bruno Magliano, ma prima c'è Francini che parla, proviamo ad ascoltarlo. Ragazzi, adesso diamo la parola ad Antonio Carannante. Ciao Bruno Magliano, il presidente dei club One che abbiamo sentito in sottofondo. Tanto c'è Carannante che sta parlando e sta ringraziando ovviamente tutti i club presenti quest'oggi appartenenti a One. E adesso c'è il Pampa Sosa, lo ascoltiamo. Buongiorno a tutti. Se c'è una cosa che io invidio a Antonio e a Giovanni, è che loro hanno potuto stare insieme molto tempo insieme a lui e vedere da vicino cosa faceva dentro il campo, fuori dal campo, ma soprattutto come uomo. Non bisogna mai dimenticare, insomma, io credo che Diego vive sempre dentro di noi, tutti siamo stati bambini, tutti abbiamo voluto diventare come lui, nessuno ce l'ha riuscito, ma bisogna sempre ricordare perché il ci ha difeso, ci ha fatto emozionare, quindi io faccio i complimenti a voi perché la figura di Dio deve continuare con gli anni, con i nostri figli, generazione dopo generazione, perché veramente lui per noi argentini, per i napoletani, per gli amanti del calcio, deve rimanere sempre presente nei nostri cuori. Il Pampa Sosa che fa sempre emozionare con le sue parole quando parla e ricorda Diego Armando Maradona, lui, il Pampa Sosa, che la maglia del Napoli numero 10 l'ha indossata ed è stato l'ultimo ad indossare la maglia numero 10. Il Pampa Roberto Sosa, Francini e Carannante qui al raduno, al sesto raduno
presidente di uno dei club Wanama presenti, adesso mi sfugge il nome, ma parla ovviamente a nome del proprio club. Ne ricordo ovviamente di Diego Armando Maradona, tanti gli applausi ovviamente anche per lui. Il ricordo di Diego è un ricordo forte, è il ricordo forse più bello per quanto concerne il popolo partenopeo e il Napoli in particolare, ma tra pochissimo sta per essere tagliato il nastro che ci porterà all'inaugurazione ufficiale del sesto raduno dei club Wanama sparsi ovviamente nel mondo. Ci saranno anche diversi club provenienti dall'estero, tra pochissimo saliranno ovviamente. Ecco lì il taglio del nastro, qualche firma per quanto concerne Carannante in questo momento. Le forbici sono prese, il nastro si è un po' afflosciato, giudico che non siamo stati noi quando siamo passati, caro Emanuele Bernardo, però siamo pronti a tagliare quel nastro perché siamo pronti a cominciare in maniera ufficiale il sesto raduno dei club Wanama, con l'inaugurazione della mostra Maradona e Mille Color dell'artista Salvador Gaudenti. Pronti? Via! Nastro tagliato e buon sesto raduno a tutti gli amici del Napoli Club radunati ovviamente quest'oggi. E noi, caro Emanuele, se mi lasci passare andiamo a fare subito una cosa, perché abbiamo qui qualcuno. Quindi ormai la brutta figura l'abbiamo fatta. Ok. Siamo pronti? Prontissimi. Il nastro è tagliato. Sì. Gridiamo un bel Forza Napoli. Forza Napoli! Voi cosa date qui? Cosa sono questi? Opuscoli, vediamo, dammene uno a me. E siamo pronti ad entrare. Entriamo con Calcio Napoli 24 all'interno di quello che è con Antonio Carannante, il Pampa Sosa. Tu sai a mangiare sempre. Sempre a mangiare. Noi facciamo le foto E Giovanni Francini, che tra poco ovviamente avremo ai nostri microfoni con Luigi Castaldo, il presidente del Napoli Club Castrovilla, e noi con le telecamere di Calcio Napoli 24 entriamo all'interno di quello che è la bellissima mostra Luigi Catapano. Eccoci qua, ve le facciamo vedere. Diego Armando Maradona nella mostra Maradona e Mille Color di Salvador Gaudenti. Vedete Carannante, Francini, che ecco l'artista che dopo ovviamente avremo ai nostri microfoni. Intanto vi facciamo vedere prima anche alle tue spalle, Emanuele, con la maglia del Napoli, Diego Armando Maradona in tutto il suo splendore. Guardare queste immagini, questi quadri, queste opere è davvero spettacolare, soprattutto da brividi che corrono nella schiena. Qui con la maglia del Boca Junior, We Love Diego Eterno, scrive Salvador Gaudenti. Qui invece ce l'abbiamo con la maglia scudettata. Entriamo nella mostra e ve lo facciamo vedere in maniera integrale con Diego e la maglia del Boca Junior, qui invece con la maglia dell'Argentina Messico 1986, qui ancora con la maglia del Boca. Ce n'è un'altra a seguire che ha la maglia del Boca Junior. Io vengo insieme a te, Emanuele, ci spostiamo per mostrare a tutti gli amici ovviamente la mostra. Qui c'è Diego con la maglia dell'Argentina, eccola ancora con quella del Napoli. Opere davvero spettacolari, davvero spettacolari. Ecco qui ancora con la maglia dell'Argentina. Noi a breve andremo ad intervistare il maestro Salvador Gaudenti per farci raccontare dalla sua voce quello che è l'emozione nell'aver creato un qualcosa del genere. Poi ovviamente
vi faremo ascoltare il Pampa Sosa, Gianni Francini e Roberto Carannante. Ancora proseguiamo con le immagini con Diego e la maglia del Napoli, la prima tra l'altro maglia del Napoli di Diego Armando Maradona. Poi vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con tutti i club, mi raccomando non mancate, ore 17 su Calcio Napoli 24 TV e sul nostro canale YouTube. Saremo in collegamento qui da Castrovillari per 2 ore, dalle 17 alle 19. Ascolteremo ovviamente tutti gli amici dei vari club presenti oggi al sesto raduno di Wanam. Qui vedete ancora Diego vive con la maglia dell'Argentina. Qui questa emblematica, questa foto, questo dipinto, perché ricorda Diego sulla tribuna della Bombonera quando con sigaro in bocca e cappello in testa esultava con gioia, guardando ovviamente il suo Boca Junior. Ecco qui ancora con la maglia del Boca, con la maglia dell'Argentina, Diego nel cuore di tutti i tifosi del Napoli. L'artista argentino Salvador Gaudenti racconta attraverso le sue opere d'arte la storia del più grande futbolista del mondo. Le città del cuore del campione Buenos Aires e Napoli, le squadre Boca Junior, Napoli e Argentina, le opere esposte qui quest'oggi a Castrovillari nella sala di Palazzo Cappelli, sede del Napoli Club. E noi ce l'abbiamo l'artista Salvador Gaudenti. Salve, Ciro Novellino, Calcio Napoli 24, siamo ovviamente in diretta. Emozionante. Io l'ho visto prima del taglio del nastro, mi sono intrufolato un pochettino. Per me è emozionante vedere tante opere che ricordano il calciatore più forte della storia del calcio. È vero, sì, infatti hai detto bene, il più forte in assoluto, non c'è confronto con nessuno. Quando si parla di confronti Diego è al di sopra di tutti, ma l'ha dimostrato in ogni momento della sua carriera, non solo quando giocava, anche quando non ha giocato. E poi non ci dobbiamo dimenticare che Diego ha voluto rimanere al Napoli perché aveva trovato il luogo giusto, era la casa sua, cosa vedo che i calciatori di adesso non hanno casa, non hanno residenza, si potrebbe dire, capito? Mentre Diego voleva la residenza di Napoli, via Posilipo. Grande, è stato un grande Diego. Come nasce l'idea di realizzare questa mostra? Come nasce l'idea di realizzarla proprio a Castrovillari, nel sesto raduno dei club Wanam nel mondo? Allora, noi ci siamo incontrati con Luca Donadio, con Luigi Catabano, anche perché io prima di tutto quanto questo avevo messo l'opera a Largo Maradona del Déjà Vu, quindi avevamo pensato che sarebbe stata una cosa carina in questo raduno organizzare anche, omaggiare Diego, no? Che è poi la bandiera del Napoli. Loro sono stati d'accordo e così abbiamo realizzato questa incredibile scenografia che penso che piace a tutti, insomma, quindi mi fa veramente piacere. Ce ne sono tante, sono tutte belle, quale quella a cui è più legato? Guarda, credo Vito che ognuno racconti un po' il periodo di Diego, e questo è uno dei periodi migliori di Diego, calcisticamente parlando. Quindi io sono legato veramente a tutti. Non so se hai notato, io non ho messo la squadra del Barcellona perché Diego non amava Barcellona e non è stato rispettato, trattato bene a Barcellona. Quindi anche il déjà vu di Diego non porta la maglia del Barcellona, ma non perché non l'abbia voluto io, è perché Diego non amava molto Barcellona, ma per il resto credo, vuol dire, che Napoli, Argentina e il Boca siano stati la sua famiglia in ogni momento. Abbiamo visto raffigurati anche i momenti più importanti della carriera di Diego Armando Maradona, dal campo di gioco, dalla prima maglia col Napoli allo scudetto, fino anche a quella emblematica foto che lo raffigura alla Bombonera, con sigaro in bocca, cappello in testa, lì ad esultare con... Il cappello
Fidele quello. Appunto, sì. Il cappello del Fidele. Sì, no, lui devo dire che da questo punto di vista Diego era una rockstar, cioè prima ancora di essere un calciatore, lui era veramente una rockstar. Poi successivamente è diventato una pop star e subito dopo è diventato il pop art, perché Diego veramente è la pop art. Diego rappresenta l'arte pop, l'arte in tutti i suoi migliori colori, insomma. E non per niente la mostra si chiama Maradona e mille colori. Sì, no, Diego veramente, e la magia di Diego era proprio questa, essere veramente di mille colori, è una cosa meravigliosa. Diego è veramente mille colori. Mille colori, Napoli e mille colori, Maradona e mille colori, la fede ovviamente deve essere azzurra, peccato per questo Napoli quest'anno che non ha onorato lo scudetto. Io mi auguro che il presidente De Laurentiis possa sentire quello che sto per dire. Io penso, voglio dire, che lui sia un grande imprenditore, ma non è un uomo di calcio, e quindi dovrebbe affidarsi alle persone che il calcio lo sanno fare, lo sanno gestire e lo sanno osservare, insomma, altrimenti non possiamo fare che vinciamo lo scudetto e adesso va a finire che non ci qualifichiamo neanche per le coppe. Non se lo merita Diego questo. E io voglio ringraziare Salvador Gaudenti, colui che ha dato vita alla mostra Maradona e mille colori all'interno del sesto raduno dei club appunto UANM. Grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere enorme, insomma, un saluto a tutto Napoli. Grazie, proseguiamo ancora nella mostra. Una cosa al volo, noi siamo in diretta comunque. Forza Napoli e Forza Napoli Club Castrovillari. Oh, bene, assolutamente. Andiamo, proseguiamo con Emanuele. Cosa è successo? Noi siamo in diretta. Abbiamo un club. Noi siamo in diretta. Club Napoli Frattaminore. E niente di meno. Vogliamo fare una dedica a questo club intestato a Lisbino Giuseppe, che questo ragazzo è deceduto sul lavoro e c'ha i figli piccolini. Questa giornata la vogliamo dedicare ai due piccolini, Mattia e Maurizio, va bene, Lisbino? Assolutamente, noi ovviamente prendiamoci il contatto, tanto siamo qui insieme tutta la giornata, così perfetto. Poi dalle 17 alle 19 sotto nella sala ovviamente del club saremo in diretta e avrete tutti quanti i club spazio, quindi avremo modo ovviamente di riparlarne, parleremo ovviamente del Napoli, di quella che è stata la stagione e ovviamente è stata una bella manifestazione. Ancora deve cominciare però. No, vabbè, però già quando siamo arrivati abbiamo percepito l'emozione, che era bella, che c'era un'armonia fatta bene. Ringraziamo tutti lo staff il presidente del club Castrovillari. Però lui dovevate dare la maglietta, non l'ha messa. Qual la maglietta? No, Lui è straniero. La Coppa d'Orte. Dopo c'ha l'incontro col sindaco. Ah, ti devi incontrare col sindaco? Sì. Mi sono vestito un po' più. L'incontro col sindaco. Gli do un libro di Patriciello. Al sindaco. Invece noi, niente. Sfogliatelle. Cioè, fammi capire che abbiamo fatto qua, non ho capito se va. E tipo sarà USA vicino. Ha detto stampa. Il nostro presidente ha dato la targa. Targa? Ho consegnato la targa agli altri. sì, ai... No, ma fammi capire, Calcio Napoli 24 viene solo a guardarvi e a darvi spazio. No, assolutamente. Ok. Anzi, voglio Dobbiamo rimediare. Vedi, omaggio dell'adesivo, eccolo qua. Ci hanno omaggiato dell'adesivo. Castrovillari per l'ospitalità. E Forza Pino Lisbino. Assolutamente. Sempre, Pino. Grazie, noi ci ritroviamo ovviamente più tardi, proseguiamo con la mostra più tardi ragazzi, continuiamo a farvi vedere le immagini ovviamente della mostra, grandi, guardiamo Diego Armando Maradona qui con le immagini, eccoci qua, carissimo Pinerolo, ma da quando siete partiti? Ieri sera? Ieri pomeriggio, pensa, da Pinerolo a Napoli, anzi a Napoli, a Castrovillari, non a Napoli. Ancora più lontano. Ancora più lontano.
sta piacendo la mostra? La mostra è bellissima. No, mi raccomando, dopo ti aspetto durante la live alle 17, mi raccomando. Quando il vino va già in testa, poi dopo ci divertiamo là. Questo però questo lo tagliamo dalla diretta. Lo tagliamo dalla diretta. La moglie a casa ovviamente non glielo diciamo. Non si prende. No, ma quella va pure su YouTube, non ti preoccupare. Si prende, continuiamo con Diego con la maglia del Boca Junior, ancora questo Piedimonte Matese che non sei altro. Lui è il più emozionato di tutti. Sei il più emozionato di tutti. Sì, sono emozionatissimo e non lo Pensa Emanuele, noi non riusciamo ad andare a Piedimonte Matese, ma ci incontriamo a Castrovilla di con Piedimonte Matese. Da tutte le parti ci incontriamo. Però quando volete no, ma noi dobbiamo, perché si mangia bene, quindi sì, si mangia bene, si sta bene. Noi siamo una buona forchetta. Non ci sono problemi. Cric e croc. Non ci sono problemi, siete nostri ospiti, quando volete. Grazie. Ovviamente anche con te ci ritroviamo dalle 17 alle 19 giù all'interno del club, ma continuiamo il giro. Grazie Ciro. Grazie a te, continuiamo ovviamente il giro per i club e per le immagini ovviamente e i dipinti dell'artista, e poi tra pochissimo ci andremo a prendere ovviamente il Pampa Sosa per provare a portarlo. Io lo voglio portare il Pampa ovviamente vicino alla maglia dell'Argentina, eccola lì, quella di Messico 1986. E allora proviamoci, Roberto, andiamo alla foto, al quadro che ritrae Diego in Messico 1986. Io penso che questa io 2 anni avevo. In Messico 86, secondo me avevi 30 anni tu. Io quando mai? Io sono 84. Avviciniamoci però. Vieni Pampa con Roberto Pampa Sosa, eccolo qua. Robby, io ti ho portato qui non per niente, perché secondo me per te questa immagine può dire veramente tanto. Ma non solo questa, tutte le immagini sono veramente bellissime perché ti portano sempre al ricordo, però vabbè, chi lo ricorda sempre, insomma, non è che ha bisogno dell'immagine, però questo è veramente meraviglioso. Roberto, quando guardiamo queste immagini la lacrimuccia scende a noi napoletani, ma io ti vedo particolarmente emozionato. No, vabbè, io lo ricordo sempre, non è che ho bisogno di vedere un'immagine, perché noi argentini, insomma, siamo cresciuti col mito di Diego da piccoli e quindi tutti sognavamo contro chi lottava Diego, perché non è solo quello che riusciva a fare col pallone, che mi sembra era un po' bravo, un po'. Quello che lui riusciva a mobilizzare, diciamo, a tutti noi, al di là del calcio, quindi è veramente un ricordo che io personalmente lo tengo presente ogni giorno. Roberto Pampa Sosa è colui che ha vestito per l'ultima volta la maglia numero 10 del Napoli. Noi te l'abbiamo chiesto tante volte, sei stato tante volte anche ospite nei nostri studi, però tu la guardi sulle spalle di Diego e quando pensi a quella volta che l'hai indossata tu? Non c'entra nulla, innanzitutto, c'entra soltanto il mio amore, la mia nazionalità, il modo di vivere, il modo di come uno si deve sentire. A volte è difficile di spiegarlo, bisogna sentirle le cose, non è che se te le raccontano, a volte lo puoi immaginare, quindi ripeto, per me il ricordo di Diego è sempre presente, perché appunto Diego era di tutti. Diego era di tutti, il Napoli anche di tutti i tifosi. Noi oggi siamo al 6° raduno del Club Napoli UANAM, l'Unione Azzurra appunto Napoli nel mondo, tanti ovviamente tifosi, ci sono 30 club, diversi anche provenienti dall'estero. Il presidente Bruno Magliano ha scelto Castrovillari come appunto sede di questo 6° raduno, però questi club, Roberto, hanno sempre delle difficoltà ad accedere nell'impianto di fuorigrotta, ci sono tante difficoltà nel reperire i biglietti, non sono tutelati. Ecco, se dovessimo dire qualcosa al presidente De Laurentiis per poterli aiutare? Allora, innanzitutto faccio i complimenti
Io non ero mai venuto qua, loro mi ricordavano che quando stavamo in Serie B giocammo col Crotone e io ero infortunato e quindi non sono venuto, quindi si ricordavano che il Napoli venne a fare la rifinitura qua. Io a De Laurentiis non devo dire nulla, perché non sono nessuno. Quello che dico è che Io dico che non è vero che non sei nessuno. No, vabbè, io non mi credo di essere nessuno. Comunque dico che non bisogna giocare con la passione dei tifosi. Né noi opinionisti, né voi giornalisti, né i dirigenti, perché come diceva lui, noi senza il pallone o senza i tifosi soprattutto i tifosi non siamo nessuno, quindi bisogna rispettare sempre la passione dei tifosi, perché sono quelli che riempiono gli stadi e quelli che quando io giocavo mi facevano riempire di gioia, quindi a me personalmente non piace giocare con la passione dei tifosi. Finalmente Roberto, domani finisce questa stagione nefasta. Napoli scudettato che se l'è tolto dal petto ormai da diversi mesi, domani ha l'opportunità di poter raggiungere la Conference League, ma non ci crede probabilmente nessuno. È stata una stagione pessima da dimenticare, buttata dopo la vittoria dello scudetto. Ma io non credo che sia da dimenticare, nel senso bisogna ricordarsi bene quello che hai fatto per poter migliorare o ripartire, perché se ci dimentichiamo facciamo passare questa stagione come se nulla fosse accaduto, invece no, sono accadute tante cose che non bisogna ripetere. Dal punto di vista, lo dico da me che magari non ho raccontato bene, da voi, dalla società, dai calciatori, quindi non bisogna dimenticare, bisogna ripartire cercando di non sbagliare dove hai sbagliato. Probabilmente nella vita si continuerà a sbagliare perché è normale, però cercare di migliorare è sempre la cosa più importante. Ultime due, allenatore, Gasperini resta all'Atalanta, Antonio Conte qualcuno lo ha avvistato in quel di Napoli, non si sa, non abbiamo notizie al riguardo, però è quello che probabilmente stuzzica più di tutti. Poi ci sono Vincenzo Italiano che fino al 2 di giugno non parlerà di futuro, e poi c'è Pioli che invece lascerà il Milan. Roberto Pampasosa chi vuole sulla panchina del Napoli e perché? Io non decido e io, come ho detto prima, non gioco con la passione dei tifosi e quindi vorrei che ci sia un po' di tranquillità sotto il nome che verrà, perché non a caso c'è il nome di Dio. Ci sta e quindi Conte, si parla di Messi che ci ha firmato, che ci ha trovato casa e non mi sembra giusto, quindi aspettiamo. Tu per chi sei? Io sono tifoso del Napoli. Ultima invece sull'attaccante Victor Andravia, serve un attaccante che fa gol un po' alla Pampasosa. No, è più forte, non si può sbagliare il colpo, l'attaccante non si può sbagliare. Grazie Roberto. Grazie, ringraziamo ovviamente Roberto Pampasosa, ci avviciniamo, vi facciamo vedere. Per dirlo che abbiamo ripiegati i fondatori di Uano. Siamo ritornati, tra l'altro io voglio anche l'artista poi oggi pomeriggio. Ma oggi pomeriggio noi dalle 17 alle 19 saremo in diretta dall'interno del club, vi voglio ovviamente accanto a me come fu a Cava dei Tirreni l'anno scorso. Come sempre sarà. Qui tutti i prodotti che abbiamo acquistato, avete acquistato, cosa c'è qua? L'anduia, che c'è? No, c'è la cipolla bianca, c'è l'olio al tartufo, vino, mi stanno venendo i campi. Diciamo che non ti sei perso in mezzo alla folla. No, per fortuna è bilancio, perché dopo regalo le bandiere di Sio e sto disseminando in giro, quindi come vedete qui è fabbricato. Bellissima accoglienza, bellissima festa, bellissima esposizione. Ovviamente ci ritroviamo oggi pomeriggio con tutti voi dei club, noi continuiamo il giro. Acustico. Con meno inquinamento acustico non lo so. Grande. A dopo, a più tardi. Vieni Emanuele che ti faccio vedere anche questa che non abbiamo ancora visto. Eccola qui, guarda che splendore che c'è qui. Io
Mi sono perso Francini e Carannante, se magari mi aiutate, qualcuno di voi, se mi può aiutare a portarmi Francini e Carannante, se magari mi aiutate così li intervistiamo qui in diretta su Calcio Napoli 24, continuiamo se corretegli dietro, andatemelo a prendere. Vieni Emanuele, che continuiamo ovviamente il giro della mostra per le opere che non vi abbiamo ancora mostrato e che ovviamente facciamo in questi minuti prima di poter intervistare ovviamente anche gli ex calciatori del Napoli, Francini e Carannante. Eccolo Francini, lo vedo che sta arrivando, eccolo qui, uno che con Diego Armando Maradona, Ciro Novellino, Calcio Napoli 24, uno che con Diego Armando Maradona ci ha giocato e come. Siamo con Francini, è sempre bello vivere emozioni come queste, una mostra nel ricordo di Diego Armando Maradona, dipinti di un artista, Salvador Gaudenti, che bello. Appena sono entrato mi sono emozionato, perché veramente sono delle opere stupende, una più bella dell'altra e niente, devo dire è stata una bella emozione molto forte, quindi poi vedere Diego è sempre emozionante. Noi ovviamente abbiamo il debole per quelle con la maglia azzurra, ma quale quella che più di tutte piace? Ma ce ne sono diverse, con quella là con la maglia Buitoni, è stupenda veramente, ma sono belle tutte, rappresentano Diego e proprio... Che dire, non so, sono senza parole, veramente cosa hanno fatto, il maestro è stato veramente bravissimo. Se volessimo portare un ricordo su Calcio Napoli 24 di Diego Armando Maradona, il ricordo più bello, un aneddoto che magari vi riguarda insieme? Ma ce ne sono diversi. L'abbraccio quando abbiamo vinto il secondo scudetto o la Coppa UEFA, proprio questo abbraccio pieno di gioia, con lacrime di gioia per aver dato a questi tifosi queste gioie, quindi l'abbraccio che anche dopo ogni vittoria che c'era fra di noi è una cosa che rimarrà sempre nei nostri cuori. Abbraccio che i tifosi del Napoli danno sempre. Oggi siamo al sesto raduno dei Club UANM, l'unione appunto azzurra, Club Napoli Azzurri nel mondo, però con Gianni Francini andiamo a toccare anche un altro aspetto, perché l'abbraccio dei tifosi c'è sempre, l'abbiamo detto, anche in questa stagione che è stata da dimenticare. Il Pampa ci diceva no, non va dimenticata questa stagione, perché bisogna imparare dagli errori. Dopo aver vinto uno scudetto non bisognava assolutamente vivere una stagione del genere. Purtroppo no, perché secondo me con la squadra dell'anno scorso si poteva aprire un ciclo, con l'allenatore dell'anno scorso. E purtroppo il mister è andato via, sono cambiate alcune cose, però come ha detto il Pampa ogni tanto fanno bene anche e speriamo che questa cosa sia di esempio per cercare di migliorare nel prossimo campionato. E quindi purtroppo quest'anno è stato un anno veramente disastroso, nessuno l'avrebbe immaginato, però vedo che i tifosi sono sempre vicini alla squadra nonostante tutto. L'ultima, prossimo allenatore, perché Gasperini resta all'Atalanta, Conte, Pioli, Italiano? Guarda, non ne ho la minima idea, perché poi il presidente ha sempre questi colpi ad effetto, quindi non lo so. Spero che arrivi l'allenatore che arriva a Napoli, capisca com'è Napoli, cosa bisogna dare a Napoli e che possa appunto ottenere i risultati che hanno ottenuto gli allenatori che hanno vinto lo scudetto. Grazie Gianni, grazie a Gianni Francini. Dove è Antonio Carannante? È giù.
scendo giù in diretta, mi diventa complicato. Noi siamo in diretta, se me lo puoi portare su cortesemente, perché altrimenti mi diventa ovviamente complicato poter scendere giù, visto che siamo in diretta, come sapete, su Calcio Napoli 24. E allora, visto che siamo in diretta su Calcio Napoli 24, continuiamo, Emanuele, il nostro giro all'interno della sala che comincia a svuotarsi. Vedete le tante opere, ovviamente. Noi proviamo anche, io voglio capire, tu stai facendo la foto di qua, di là, come la vuoi fare questa foto? Sono troppo emozionato. Quindi non riesci a fare la foto? Quando vedo Diego mi emoziono sempre, e quindi per me non riesco a fare la foto dall'angolazione giusta. Ecco, tutto cos'è che ti piace di più di questa mostra? Qual è il dipinto che ti piace di più? Guarda in telecamera. Li ho visti tutti, ma sono stato veramente colpito da questo. Sì, subito, appena l'ho visto, non so. Te lo vuoi portare a casa? Magari. Non so se l'artista l'acquisto, non so se si possa acquistare. Guarda sempre in telecamera. Ah, perfetto, scusa. Penso di acquistarla proprio. Pensi di acquistarla? Sì, addirittura, sì. Poi cosa farai? La regalerai a me? No, la metterò a casa. La metterò a casa tranquillamente in una stanza tutta sua. Una stanza tutta sua, grazie, sempre. Eppure mi verrebbe da chiedere a questo punto a Salvador Gaudenti se queste opere sono in vendita. Ci proviamo, visto che è lì pronto a fare foto in attesa di capire se possiamo avere o meno Antonio Calannante in diretta, altrimenti cercheremo di recuperarlo. Riuscite ad aiutarmi a portare Antonio Calannante su per 2 battute? Se siamo in diretta non possiamo scendere. Sei di un altro club, non fa niente, impegnati per me, grazie mille. Ce l'abbiamo, Salvador. Io voglio chiedere, non gliel'ho chiesto prima, provo a chiederglielo adesso, lo richiediamo a Salvador. Salvador, la domanda che sorge spontanea, perché prima l'amico lì che fa le foto ha detto che vorrebbe chiedertelo lui, te lo chiediamo anche noi in diretta, ma queste opere sono in vendita? Sì, certo. Sono in vendita, naturalmente. Dove si possono acquistare? Si possono acquistare qui, insomma. Qui? Sì, basta parlare con i ragazzi del club, loro sanno tutto, insomma. Abbiamo anche in qualche modo, insomma, creato una sorta di passaggio libero per tutti i club che sono venuti qua, che hanno fatto questo sacrificio, vedo questo enorme viaggio, per cui per loro c'è un occhio, non un occhio, ma forse tutti e due gli occhi di riguardo, insomma. Quindi chiunque volesse acquistare un'opera sarà veramente un piacere. Ovviamente non parliamo di cifre, questo lo faremo poi in privato, però effettivamente sono emozionato, ne vedo qualcuna che porterei tranquillamente a casa anche io, ti dico la verità, però vediamo, sì, trattiamo dopo. Sì, non c'è problema. Trattiamo, va bene, grazie. Noi non siamo venali, sai? Questo volevo sentirmi dire. Tu parti dal presupposto che noi siamo in una mostra, vedo che rappresenta Diego. Diego era tutto tranne che essere un uomo venale, cioè non pensava ai soldi, altrimenti sarebbe andato a giocare da qualsiasi altra parte, mentre invece lui ha voluto rimanere con il Napoli, perché lì, come ti dicevo prima, lì ha trovato la sua famiglia. È vero. Non importava, voglio dire, se avevi o non avevi soldi, importava soltanto, vedo, che li volessi bene. È vero, grazie a Salvador Gaudenti. C'è Roberto Calannante, noi ci lanciamo da Roberto Calannante, poi ci aggiorniamo dopo, ovviamente, assolutamente, siamo qui tutta la giornata. Vedete Roberto Calannante che si scatta Antonio Calannante, ma noi qua tra 100.000 nomi ci dimentichiamo delle volte. Ti stavi scattando, Antonio, delle foto? Sì, perché sono stupendi, complimenti, ho fatto già i complimenti all'artista, veramente un artista. Ha fatto delle cose. Tanta roba, tra l'altro ha detto che, io non lo sapevo, ha detto che sono anche in vendita. Sì, infatti qualcuno lo comprerò, dove faccio del numero? No, ma ti dico la verità, lui ha detto, non te lo dico, tanto ci stanno guardando da casa, ma te lo dico in silenzio, ha detto così che se gli diciamo che eravamo qui al club ci fa pure lo sconto, tutti e due gli occhi chiude. Beh, io non voglio sconto perché è un capolavoro. Beh, stiamo scherzando. L'arte bisogna pagarla. Assolutamente. Beh, lo dice uno storico dell'arte, io sono uno storico dell'arte. Allora, l'arte bisogna pagarla. Quindi il prezzo è come. Però, Emanuele, con Antonio, io più che stare in questa di zona, io andrei vicino ad una maglia ed un dipinto in particolare. Vieni con me, perché a Gianni Francini è piaciuto questo qui. Questo qui.
Qua stiamo parlando non di arte, di più, però voi avete giocato qui. Qua, sì, anche qua. Io ho giocato con tutti e due. Antonio, che ricordi hai di Diego? Indimenticabile. Per me è ancora vivo. Lui è ancora vivo, perché lui, al di là che è il numero uno, ma la sua bellezza era quella umana. Veramente era uno che ci voleva bene, si faceva voler bene, non ci ha mai rimproverato, anzi, ha sempre cercato di aiutarci, perché giocare con lui non era facile, però ci facilitava giocare perché ci dava una grande carica, ci faceva sentire veramente forte, ci ha dato una mentalità vincente che ci siamo portata dietro, ma soprattutto la sua umiltà, che Diego era un'umiltà straordinaria, e al di là del calciatore che volevamo imitare ma era impossibile, ma invece sul lato umano ci abbiamo provato e l'abbiamo ottenuto, perché la sua umiltà è quella che è la forza che serve oggi a tante persone. Antonio, io l'ho chiesto a Pampasosa, l'ho chiesto anche a Francini, lo chiedo ovviamente anche a te, quale è un aneddoto che che ricordi con piacere insieme a Diego, qual è il tuo ricordo ovviamente di Diego, quello più bello? Ma guarda, io ho 5 anni, ho visto lui più dopo, anche ci siamo visti, perché poi ho giocato anche col fratello Ugo, quindi, il ricordo più bello è stato quando il primo giorno l'ho conosciuto io a Napoli, perché c'è stata la visita medica che nessuno sapeva, e quando l'ho vista, la visita abbiamo fatto sotto allo stadio San Paolo, si è illuminata una luce, e quello è stato il ricordo più bello, al di là di tanti aneddoti dopo, ma l'impatto è stato stupendo e non me lo dimenticherò mai. Era pazzesco allenarsi con Diego. Sì, ma straordinario. Io ce l'ho avuto per 5 anni di fronte sempre allo stesso posto. Allucinante vederlo fare dei numeri eccezionali. Sì, ti ho detto, ma poi anche al di là del calcio, anche fuori, abbiamo passato giornate straordinarie. Abbiamo viaggiato in America, siamo andati in Giappone con lui, che grazie a lui andavamo dappertutto. E quindi poi dopo, grazie a lui, siamo andati al Teatro San Carlo, abbiamo fatto sempre eventi straordinari, ma grazie a lui. Di sicuro quello che però è andato male quest'anno riguarda invece il Napoli, allucinante al contrario. Diego Armando Maradona è il top, il Napoli di quest'anno è a dir poco scandaloso. Forse è arrivato con l'evento che si è fatta di Diego allo stadio. È vero, con la vittoria dell'Argentina del Mondiale. Quando Maradona, lo stadio è stato intitolato Maradona, si è vinto lo scudetto, quindi è vivo, c'è da fare, guarda caso. Poi quest'anno quello che è successo, stiamo cercando di saperlo, ma non ci riusciamo. L'unica cosa che posso dire, mi dispiace che per i giocatori che hanno fatto un anno straordinario, un calcio spettacolo, che non si sono goduti questo scudetto, anzi c'è stato questo nervosismo che si è portato dietro, che peccato, perché loro potevano fare una stagione più rilassata, perché vincere dopo 35 anni lo scudetto era straordinario. Non è che si doveva vincere un'altra volta, ma almeno fare un campionato decente, orgoglioso, non andare in coppa, è stato proprio una roba che non ci possiamo ancora credere. L'addio di Spalletti e di Giuntoli, è arrivato Di Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona, non si è riusciti a risollevare. Allora guarda, di sicuro quando si vince, se è stato bravo il presidente, Giuntoli, Spalletti, i calciatori, tutti, il magazziniere, perché hanno fatto in un anno che nessuno pensava che vincesse il Napoli, no? Perché è andato via il giocatore importante, hanno fatto quel capolavoro. Adesso tutti hanno sbagliato. È vero. Si vince in tutti, ma si perde anche in tutti. Se vogliamo trovare il colpevole, no, non c'è. Sono tutti colpevoli di questa annata non bella, e bisogna trovare giustificazioni, perché quando si vince si è tutti, ma anche quando si perde bisogna essere tutti, che bisogna essere, criticarli no, però dispiace, vorrei sapere perché. Assolutamente. Antonio, ovviamente in questo momento il Napoli cerca il nuovo allenatore, il Napoli ha perso Gasperini perché resterà l'Atalanta, c'è Antonio Conte che è quello che piace più di tutti, c'è Pioli, c'è Italiano. Ecco, Antonio Carannante chi vorrebbe sulla panchina del Napoli il prossimo anno? Allora, sono tutti allenatori bravi, ok? Vero? Io Antonio Conte, che l'ho cresciuto io, ha giocato con me, non per niente te lo chiedo. Oltre
diciamo, la sua bravura, ma come amico anche la piazza è molto innamorata di Antonio. Quindi quando è venuto... Anche un allenatore proprio bello che trascina la gente. Quando lo scorso giorno è venuto a Napoli era con te? No, non era con mio Antonio, perché Antonio è molto riservato su queste cose, però è un ragazzo che per Napoli sarebbe l'ideale, perché lui è uno che trascina, uno che dà molto entusiasmo, uno che la squadra la fa veramente volare. Mi auguro che sia lui, anche se secondo me penso che dovremmo, adesso il Presidente dovrà annunciare l'allenatore, ma però che non si parli di soldi, perché Antonio non è che pensa ai soldi, non è che sta cercando non è che ha bisogno di soldi. È il progetto. Antonio vuole avere solo la possibilità di far bene, quindi ognuno sai, come allenatore tu fai tanto per arrivare a dei livelli e non vuoi poi buttare tutto al vento, quindi sia la società che in questo momento non può sbagliare, ma anche Antonio vuole le garanzie per non sbagliare, ma non come dicono che Antonio chiede un sacco di soldi. Antonio non ha bisogno di soldi, Antonio vuole solo che il Napoli gli dà la possibilità di far bene, perché adesso non abbiamo coppe, si parte da zero, e di rilanciare il Napoli un'altra volta degli obiettivi importanti. Ecco, allora l'ultima è proprio su questo, perché Antonio vuole il progetto, Antonio Conte ovviamente vuole il progetto, ma questa rosa attuale, secondo invece Antonio Carannante, è adatta allo stile di Antonio Conte, dove va migliorata, serve un difensore centrale. Ieri Di Lorenzo in pratica ha chiesto anche lui la cessione da quello che abbiamo appreso, ma poi tra l'altro andrà via Victor Osimhen, quindi serve rimpiazzare Piotr Zielinski, servirà un centravanti, il bomber di razza. Ecco, va fatto tanto per accontentare Antonio Conte. Vabbè, ma prima bisogna vedere chi vuole rimanere, che prima di tutto bisogna avere i giocatori che hanno voglia di lavorare e far bene, perché poi non conta in questo calcio, se noi andiamo a vedere è vero il nome, ma conta molto. Vedi il Gasperini ha vinto perché ha avuto giocatori affamati, giocatori che avevano voglia, la sua bravura, la società, tutti insieme si è raggiunto l'obiettivo. Quindi anche De Lorenzo è stato sempre questa politica, quello di avere tutte le persone che non erano famosi, e li ha fatti diventare dei top player, dei grandi giocatori. Bisogna anche dare onore a sta città, alla società, che ha valorizzato i calciatori che non erano giocatori vincenti, che non hanno mai vinto niente, no? Anche Spalletti non ha mai vinto niente, oltre alla Russia. Però Conte, che ha vinto, non è che lui dice tu devi rimanere, vuole giocatori che sono predisposti ad accettare un progetto con lui. Quindi adesso prima vediamo in casa cosa abbiamo e chi ha il desiderio di accettare questo progetto, chi non ha voglia io lo faccio andare via. Giustissimo. E poi si va in cerca di chi ha la possibilità di venire a Napoli, di capire che c'è un progetto importante, che comunque il Presidente è l'unica società che ha soldi, l'unica società sana. Il disastro l'ha pagato prima il Presidente, penso che perché senza avere diritti TV, e dovrà quest'anno fare dei grossi sacrifici, anche se lui sa quello che deve fare, non c'è bisogno di noi. Sento molti consigli, ma non è una persona che ha bisogno di consigli, perché da quando è a Napoli siamo portati in Napoli ad alti livelli, con il saperci fare, con grande organizzazione. È un Presidente che vuole gente che ha voglia, lui riesce sempre a vedere chi ha voglia e chi non ha voglia. E quello che oggi secondo me stanno un po' creando problemi a questa città sono i procuratori. Grazie ad Antonio Carannante, grazie. Grazie a voi. E forza Napoli sempre. Sempre. Grazie mille ad Antonio Carannante. Noi siamo quasi per chiudere, qualche minuto ancora, siamo da soli, quindi insieme ad Emanuele Bernardo ve la facciamo vedere la sala, eccola qui, questa è la sala che è stata allestita, Maradona e Mille Couleur di Salvador Gaudenti, l'artista che appunto ha realizzato questi spettacolari dipinti davvero pazzeschi. Alcuni di essi sono davvero pazzeschi, sono delle foto di Diego Armando Maradona, dei momenti belli della storia di Diego Armando Maradona, con le maglie del Boca Junior, del Napoli e dell'Argentina. L'artista argentino Salvador Gaudenti racconta attraverso le sue opere d'arte la storia del più grande futbolista del mondo, Diego
Armando Maradona. E allora noi che cosa facciamo? Adesso andiamo a mangiare insieme agli amici qui di Castrovillari e di tutti gli amici del club Wanam, però ci ritroviamo questo pomeriggio a partire dalle ore 17 all'interno del club Napoli Castrovillari, perché andremo ovviamente a sentire la voce di tutti gli amici dei club che di volta in volta abbiamo ospitato nelle nostre live reaction durante appunto le nostre trasmissioni su Calcio Napoli 24 TV. Per il momento, solo per il momento, da Ciro Novellino è tutto. Ringraziamo ovviamente quell'omino lì al di là della telecamera in regista di Emanuele Bernardo. A più tardi.